Incidente a Portegrandi di Quarto d'Altino nel primo pomeriggio tra una moto e una 500 Abarth. I due mezzi stavano viaggiando lungo la stessa direzione, ovvero verso Mestre, quando la moto si è scontrata contro l'auto per una distrazione o comunque durante la fase di sorpasso. L'incidente è lungo le Triestina, a pochi chilometri dall'aeroporto Marco Polo. Il centauro diciottenne, grave ma non in pericolo di vita, è stato lì trasportato all'ospedale di Mestre per le cure del caso dopo lo scontro. Un impatto violentissimo con la moto, come possiamo vedere dalle immagini, che ha preso completamente fuoco, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il diciottenne è salvo per miracolo, visto che mentre le due ruote venivano letteralmente avvolte dalle lingue di fuoco, lui al contempo veniva sbalzato dalla moto facendo un volo di 6-7 metri, andando ad impattarsi contro questo cartello stradale che in qualche modo gli ha salvato appunto la vita, sul quale ancora visibili i segni del sangue del centauro. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri con 3 gazzelle e il sindaco di Quarto d'Altino. Poco distante dal luogo del sinistro presente il T-Red, ma il sistema in sé per sé da solo non basta a fermare incidenti ed infrazioni, dice. Molti automobilisti indisciplinati, passando sempre col rosso, ci ha spinto a mettere i T-Red e in effetti i risultati si sono visti, cioè incidenti gravi negli ultimi anni, da quando l'abbiamo messo, non ne ricordo. Qua le dinamiche sono diverse e speriamo che veramente per il motociclista, insomma, che vada tutto bene. Purtroppo questo è un periodo, il periodo estivo è un periodo brutto. Ogni settimana, ahimè, specialmente nelle strade provinciali e statali che attraversano Quarto d'Altino, purtroppo sono sempre oggetto di brutte situazioni. Feriti di lieve entità per l'automobilista della 600 residente a Portegrandi.